Sono Fabio Osti, ho 59 anni, abito a Rovigo, sono sposato, ho una figlia di 23 anni, lavoro in Rovigo Banca da 38 anni, quindi sempre qui a Rovigo. Dal 94 mi sono impegnato politicamente, i ruoli ho fatto il capogruppo in Consiglio Comunale per circa 8 anni, poi amministratore anche di enti di secondo grado. Mi candido per il Centro Democratico, che è un partito che fa parte della coalizione di centrosinistra, che quindi sostiene la candidatura a premier di Bersani. Sono nelle liste elettorali della Camera Veneto 1, la mia posizione è al 10° posto. Intanto volevo fare una premessa, da troppi anni il Polesine a livello amministrativo è stato isolato anche politicamente oltre che economicamente. Ritengo che quindi sia giunto il momento di dare una svolta. Abbiamo perso un'occasione, ma forse è giusto riprenderla, visto che non è diventato un decreto legge, la possibilità della fusione di Rovigo con la provincia di Verona. Io ritengo che sia stata una grossa opportunità, non colta, però sarebbe importante farlo e quindi io mi impegnerei da quel punto di vista. Sostanzialmente però io credo che Rovigo dovrebbe ricominciare, la provincia, ad avere una personalità politica e amministrativa nei settori dell'agricoltura, del turismo, dell'ambiente e dei servizi. Credo che questo sia lo sbocco naturale per poter ridare lavoro e sviluppo al nostro territorio. Cominciando dalla prima, io ritengo che bisogna dare fiducia e sviluppo e cercare una soluzione per il lavoro. La seconda cosa, credo che sia giusto che in una situazione economica così difficile chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno, quindi tassare i ricchi, tra virgolette. La terza cosa, la riforma della giustizia, credo che sarebbe importante anche far cominciare a pagare i detenuti la loro degenza presso le carceri. Riduzione dei parlamentari no, però riduzione drastica dei loro stipendi e dei loro benefit. 5. Una società più civile, darei spazio anche alla possibilità delle unioni tra i gay. Oggi è difficile poter fare delle promesse, non tanto perché non ci sia la possibilità, ma perché lo spettro di intervento è talmente vasto. Però ritengo che sia fondamentale ricominciare a dare fiducia e soprattutto quella di non lasciare indietro nessuno. I più deboli devono essere accompagnati in questo momento.